diciamo che quando si è trattato di concepire una escursione didattica per un dottorato in studi storici, geografici e antropologici, abbiamo pensato che qui avremmo trovato tutti questi strati di riflessione. C'è l'elemento geografico e ambientale, ma anche l'elemento geostorico e geoculturale, ci sono tutta una serie di spunti storico-archeologici importanti e ovviamente c'è la possibilità di riflettere sul confinamento sanitario, su quello che ha significato storicamente e successivamente nelle varie epoche, quindi ci sembrava un luogo emblematico e stimolante e senz'altro lo è stato. Io come epigrafista perché ci sono le epigrafi, come così, poi perché c'è una stratificazione storica, perché c'è tutto sostanzialmente. Credo che per i dottorandi sia un'esperienza molto, molto importante perché fa capire loro anche come vari aspetti di uno stesso posto possono agire fra di loro per dare un risultato che poi è assolutamente straordinario. Lazzaretto è un luogo dove si respira interdisciplinarità, no? Nel senso che può essere osservato da molti punti di vista, certamente ambientali, archeologici, storici, antropologici, ed è quello che ci ha portato qui col dottorato, con l'idea di lavorare insieme, discutere, chiacchierare, conoscere un luogo importante nella laguna di Venezia, quindi vicino a dove noi ci troviamo, lavoriamo, studiamo, che possa essere di stimolo per le riflessioni che facciamo e per le cose che studiamo. E non ultimo il fatto che chiaramente il Lazzaretto è un luogo emblematico di tante cose, di tante storie, di tante vicende che non sono poi così lontane dalla contemporaneità e dalle cose che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, e quindi una riflessione in loco, ancorata, agganciata, no, a delle mura, a delle travi, come dire, a uno spazio con delle sue particolarità importanti. Io sono un dottorando in studi storici e lavoro a Padova. Oggi sono venuto qui in gita con i colleghi di dottorato e dopo un anno di pandemia finalmente abbiamo potuto trascorrere una giornata insieme e toccare con mano la storia e riflettere insieme trasversalmente su temi come l'isolamento, la malattia e in un contesto appunto unico come il Lazzaretto Nuovo. È un luogo sicuramente straordinario, un luogo che offre in questo periodo storico in particolar modo uno sguardo anche a come veniva trattata la malattia nel passato. Io sono uno storico, mi occupo di età moderna e sicuramente questo luogo è un gioiello all'interno della laguna e non solo, è anche che non ci insegna soltanto come veniva trattata la malattia, ma è anche posto a testimonio di una multiculturalità che è tipica della società veneziana in età moderna.